Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del nostro club del preferito. L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 in amichevole contro il Girona. Siamo contenti, vincere fa sempre bene. Abbiamo avuto molta intensità e giocato molto bene, ma è normale che il Girona ci abbia retrocessi. Sono bravi a palleggiare. Dobbiamo continuare a migliorare. Quella è stata la nostra forza che ci ha permesso di portare la bandiera italiana sul petto, quindi vogliamo vincere anche in amichevole. È così che si crea una grande squadra, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. È sempre l'allenatore a prendere le decisioni, ma ora abbiamo molti giocatori e possiamo usare molti moduli diversi. L'importante è avere sempre l'atteggiamento giusto. Siamo contenti del gruppo che stiamo mettendo insieme. Noah, Kevin, Luca, si sono integrati tutti bene. Ora vogliamo vincere le prossime amichevoli. Tra i nuovi arrivati ce n'è uno meraviglioso, De Bruyne. È una persona completamente diversa. Kevin è un campione dentro e fuori dal campo, si è adattato benissimo. Quando tocca la palla, fa la differenza. Lo vedremo anche in campionato. È un campione e non lo stiamo certo scoprendo oggi. Io mi rendo sempre disponibile, do sempre il massimo e voglio portare a casa grandi risultati. Metti mi piace al video così YouTube ti avviserà dei prossimi video sul canale. Continua. Se c'è ancora qualche personaggio del calcio italiano oggi scandalizzato dall'improvvisa e misteriosa scomparsa di Lookman dai radar dell'Atalanta, farebbe bene a sedersi e a riflettere non sull'episodio di cui sopra, ma sulla tendenza che sta prendendo piede in Serie A e dintorni. Così Franco Ordine, nel suo editoriale per il giornale, analizza il caso del nigeriano e il braccio di ferro con l'Atalanta per il suo trasferimento all'Inter. Nel caso Lookman c'è molto di più in gioco che chiedersi dove si sia nascosto in queste ultime ore. Riguarda l'effettiva proprietà del patrimonio del giocatore. Il costo finanziario è registrato nei bilanci dei club e costituisce, in larga misura, il loro patrimonio. Ma se la disponibilità ad accettare un trasferimento dipende esclusivamente dal parere e dalla convenienza del giocatore, ignorando gli interessi del club, sia tecnici che finanziari, allora la conseguenza implicita è una e una sola. I giocatori e i loro procuratori rimangono i proprietari del patrimonio. Nelle trattative che stanno paralizzando il mercato di Atalanta e Inter, c'è stato persino qualcuno, l'agente Andrea D'Amico, che ha suggerito all'attaccante dell'Atalanta di chiedere la risoluzione del contratto. Qual è la tua opinione, napolista? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!